Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, un buon sabato a tutti. Oggi abbiamo come ospite Roberto Priora, lo studioso milanese che cerca sempre di approfondire i vari temi che stanno a monte della realtà politica, cioè in un approfondimento filosofico-politico, metapolitico che riguarda soprattutto le questioni dell'identità, della tradizione, dell'etnoregionalismo, di chi insomma crede che l'attuazione del federalismo debba prima fare i conti con una profonda riflessione. Nella seconda parte parliamo invece del terremoto del Friuli a 50 anni di distanza, diciamo così un bilancio storico si intende, non politico o strettamente culturale o ecologico, ma anche parliamo, ci tengo tantissimo, in occasione dei 50 anni dell'uscita del film Novecento, che usciva proprio negli stessi mesi in cui noi assistevamo alla tragedia del Friuli, ma appunto il film Novecento di Bernardo Bertolucci usciva 50 anni fa. Ebbene, è stata fatta una scelta molto interessante a Parma, perché viene imbastita in questi mesi una mostra che sicuramente appassionerà chi si è sempre interessato di cinema, in particolare italo-cinema, e in relazione a foto, diciamo così, performance o altre diciamo illustrazioni che riguardano proprio la produzione del Novecento, di un film sicuramente fra i più belli e gloriosi dell'intera storia del cinema. Bene, allora Roberto Priora, ti salutiamo, il mondo di Radio Libertà ti risaluta dopo qualche tempo e ci chiediamo subito, diciamo sull'onda di tutte le tue riflessioni, come valutare oggi il rapporto fra identità e tradizione. Ripeto, identità da una parte e tradizione, che sono poi i due concetti base di una scommessa sul futuro, anche sul passato, ma anche e soprattutto sul futuro. A te la parola, Roberto. Bene, ciao Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E grazie ancora per questo prezioso spazio per continuare a dare voce a un'Italia e un'Europa dei popoli, nel solco dell'identitarismo etno-regionalista del federalismo etnico. Dico subito che l'utilizzo di questi termini decisi non ha nulla a che fare con i fondamentalismi, che sono l'altra faccia della dittatura del relativismo, come la definiva Benedetto XVI. Purtroppo l'ignoranza e la malafede diffusa creano questi opposti, ma segretamente complementari, che hanno in comune il nichilismo. Non comprendendo i valori fondamentali della vita, e qui vi invio alla lettura di Nostalgia degli dei di Marcello Veneziani, si crea o la secolarizzazione laicista o il neospiritualismo, che può avere anche forme fondamentaliste. Per meglio inquadrare il tema, rinvio alla introduzione di Claudio Risè alla edizione del 1998 di Rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola. In queste dense pagine il noto psicologo junghiano, che fu anche collaboratore con il nostro mondo identitario, ricordiamo con Etnica, anche con Terra Insubre, legge il revival etnico come primordialismo e sana risposta alla postmodernità. Va detto che però tale fenomeno identitario diventa proficuo se letto all'interno di una visione della storia tradizionalista e ovviamente sapendo che cos'è la tradizione con la T maiuscola, di cui il citato testo è fondamentale per avere le linee direttive. Quindi invito tutti a leggere Rivolta contro il mondo moderno di Evola. Infatti, se seguiamo i studi etnosimbolisti studi della scuola etnosimbolista di Anthony Smith,
ne avevo parlato quando ho parlato degli studi sul nazionalismo, possiamo vedere che le radici premoderne del revival etnico, il cui richiamo presenta elementi di interesse per i macrotemi di tradizione e modernità. Ovviamente è un tema complesso questo, quindi è necessario approfondire i contenuti dell'identitarismo etno-regionalista e del federalismo etnico, situandoli però in uno sfondo più ampio, appunto identitario e tradizionalista. La sinergia che c'è stata tra gli ambienti delle piccole patrie padano-alpine e la realtà legata al cerchio, capitanata da una figura di grande valore come Adolfo Morganti, che è una figura diciamo anche poliedrica, di studioso, editore, intellettuale, militante, identitario, ci aiuta a cogliere maggiormente l'importanza del revival etnico e il suo deposito dei valori tradizionali identitari, sempre ovviamente si ha la capacità di appunto riconoscerli. Infatti questo revival etnico che è avvenuto proprio anche diciamo, in un contesto diciamo, di declino dell'Occidente, di postmodernità, però è stato un toccasana e ci può insegnare molto e ha insegnato molto se ovviamente si ha la capacità e la buona volontà per cogliere determinati spunti e poterli rielaborare. Cioè, questo secondo me sono le cose importanti. Certo, ecco, di fronte a questo plafond, ecco, uso questo termine di gusto un po' arcaico, straniero ma arcaico, vorrei sapere a questo punto da te come si pone la cultura, o meglio come si pongono le culture leghiste, di impianto più propriamente, marcatamente, politicamente leghiste. Ok. Dunque faccio una premessa che molto spesso, visto che il leghismo è valutato diciamo secondo la categoria del populismo, ma molto spesso le valutazioni relative al populismo, soprattutto al populismo diciamo identitario, in generale oscillano tra una demonizzazione del mainstream progressista e un suo immaginario puramente reattivo e emotivo. Va detto che però è uscito proprio in questo periodo un interessante saggio di Giovanni Ossina, che è uno storico che insegna all'Università Guido Carli della Lewis, che si intitola Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo, dove lui prende atto, pur da liberale, dei limiti del mondo individualista e progressista e vede nei populismi una reazione antropologica che riporta al centro la concretezza del concetto di popolo. Quindi lui dice sì, potrà non piacere, però effettivamente ci sono delle ragioni reali per appunto diciamo mettere al centro il concetto di popolo. Tra l'altro questo saggio si inserisce in una serie di studi che si interrogano sulle ragioni del populismo. A partire da questa letteratura critica però possiamo quindi collocare il concetto di populismo che, ricordiamo, secondo Yves Menhir-Schurel, che sono dei studiosi di populismo, ha tre accezioni: popolo sovrano, popolo classe e popolo nazione. Quindi uno sfondo anche più ampio. Qui ci possiamo anche rifare all'interessante testo di Stefano Cavazza, che è uno studioso, uno storico di storia contemporanea all'Università di Bologna, che ha scritto 2 anni fa un interessante saggio, Nazione, nazionalismo e folklore, per i tipi del Mulino. Quindi con queste premesse possiamo diciamo analizzare il fenomeno leghista. Qui uso questo termine che è ripreso da Lucia Bonfreschi, dove voglio sottolineare che se il leghismo è letto solo nelle sue vicende politico-politicanti è mal compreso, in quanto il populismo identitario non nasce dal nulla, attenzione, ma da una serie di cause e condizioni che investono la dimensione culturale e che sono state messe a tema.
Poi posso capire che il rapporto con la prassi politica è complesso, ma il fatto che certi temi sono poco noti e i cosiddetti grandi media li ignorano, non significa che non esistono. Quindi se vogliamo parlare seriamente appunto di identità e di popolo, bisogna andare alle fonti primarie. Per andare alle fonti primarie ci vuole un metodo di studio. Ora il tema è ampio e complesso, in questa sede mi limiterò a fornire le principali coordinate, partendo dal concetto di etnoregionalismo. Questo termine, che riprendo da Filippo Tronconi, definisce in primo luogo i fondamenti storico-culturali e sotto questo aspetto diventa necessario rifarsi al dibattito revisionista sul Risorgimento e al concetto delle regioni storiche e anche in generale della cultura locale. Quindi possiamo dire che a partire dai testi pionieristici di Sergio Salvi negli anni 70 si sviluppa a partire dal 1980 al 91 la bellissima esperienza della rivista Etnie, a cui poi succede Etnica nel biennio 93-94, da cui poi nasce la Libera Compagnia Padana, che andrà avanti 20 anni dal 95 al 2015, e ovviamente anche Arte Nord. Accanto quindi a questi filoni, possiamo definire pre-padanisti o padanisti, qui si può anche visionare in rete i quaderni padani, troviamo dei filoni definibili delle piccole patrie che caratterizzano, con una caratterizzazione più localista. E qui troviamo i filoni dell'insuberismo con terre insubre, del lombardismo con il centro delle culture lombarde, il venetismo, Rijks Veneti, il ligurismo con la Ligis, l'emilianismo con terra identità, senza ovviamente dimenticare il Piemonte con la storica rivista Nostra Raiz, è stata una delle prime, se non sbaglio. Un'altra coordinata per ragionare sull'etnoregionalismo è la elaborazione teorica dei concetti di libertà e identità, che sono legati al federalismo e all'autonomismo, che ha spesso diviso circoli libertari legati alla Leonardo Facco Edizioni, alla storica rivista Enclave, e identitari divisi in comunitaristi come l'Insorgente, Idee per Europa dei Popoli, Terra Insubre, gli etnonazionalisti Völkisch di identità e tradizione, i cattolici tradizionalisti del cinghiale corazzato. Quindi riguardo al concetto dell'identitarismo, qui inteso in senso etnoregionalista e etnofederalista di area leghista, queste sono le coordinate principali. Ovviamente non si può prescindere dai pensatori del passato e ovviamente anche del presente, quindi Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Émile Chanoux, Bruno Salvadori, Denis de Rougemont, Guy Hérault, Gianfranco Miglio, Stefano Bruno Gali, Gilberto Neto, Romano Braccalini, Paolo Gulisano, Sergio Salvi e ovviamente te. Aggiungo anche un filone comunitarista che ha introiettato ed elaborato in modo originale molti elementi di quella che era stata definita la nuova destra. Qui sono fondamentali le riviste Diorama Letterario, Trasgressione e Orion, per la verità più proto-eurasiatista. E nella fase successiva, la fase sovranista, troviamo appunto think tank come il Talebano, che recepisce appunto, che si definisce comunitarista, e l'associazione Lombardia-Russia, che era vicina al neoeurasiatismo di Alexander Dugin. Quindi direi che prima di parlare spesso a vanvera, come fanno molti, di populismo leghista, bisogna leggere questo materiale, perché se vogliamo capire le ragioni dobbiamo andare alle fonti primarie. Le fonti primarie sono queste. Qui adesso ho dato delle direttive
così generiche. Quindi queste secondo me sono le cose importanti. Perfetto. Poi su quello che hai detto negli ultimi 5-10 minuti ci ritorniamo con una mia domanda finale, ma adesso volevo anche chiederti, tutto quello che hai citato, che veramente, come si dice volgarmente in tutte le radio, tanta roba, ma veramente tanta roba, cioè è un panorama enorme che i nostri nemici è una bruttissima parola, e i nostri avversari politici dovrebbero cominciare a studiare, scusate un po' l'arroganza, ma a parte questo, tutte queste pubblicazioni che hai citato, compresa appunto anche la mia Idee per Europa dei Popoli, sono più che altro dedicate a un pubblico del nord o del centro-nord, o perlomeno tendono, non in termini esclusivi, però insomma a privilegiare spunti identitari e tradizionalistici del nord Italia o dell'Europa, E per quanto riguarda il sud, esiste un etnoregionalismo del sud, caro Roberto? Sì, certamente. Al sud, tra l'altro, a partire dall'esperienza dell'Alfiere, quindi dal 1960, si sviluppa una pubblicistica sul revisionismo risorgimentale che ha un interesse, diciamo, etnoregionalista. Teniamo conto anche molto variegata, perché l'esperienza dell'Alfiere è un'esperienza cattolica tradizionalista di destra. Ma negli anni 70 ci sarà un gruppo di studiosi di formazione marxista, come Nicola Zitara, come Tassone, senza dimenticare Alianello, che pubblicheranno dei testi importanti sul revisionismo risorgimentale. È importante ovviamente a partire dal 94 la casa editrice Controcorrente, diretta magistralmente dal grande Pietro Golia, quindi con un taglio più a destra, che ha appunto analizzato il fenomeno del revisionismo risorgimentale, ma anche dei temi, alla critica al mondialismo. Quindi, è un filone legato al tema della questione meridionale, che ha interrogato anche numerosi intellettuali, di cui si fornisce un'interpretazione revisionista del Risorgimento, quindi rivalutando anche l'epoca preunitaria, e questo si lega anche ai movimenti neoborbonici, che presentano dei singolari punti di convergenza con le realtà neosburgiche e neostense del nord Italia, e si collegano a un discorso, a un filone cattolico tradizionalista nazionale. Quindi esiste, se vogliamo, un corrispettivo. Tra l'altro il tema delle radici pagane, del mondo celtista e preromano, è presente anche da sempre nel mondo della destra tradizionalista di matrice egoliana. Qui posso segnalare il centro studi La Runa di Alberto Lombardo, che aveva anche collaborato con la Padani ai tempi, dove troviamo effettivamente questo tema delle radici, chiamiamole così, pagane, di una prospettiva più ampia. Voglio poi aggiungere che Sergio Salvi è stato un esponente che è tra i padri, del padanismo, ma è stato un esponente del toscanismo soprattutto. Ed esiste anche un fenomeno, un movimento sardista ben illustrato dai studi di Carlo Pala. Quindi possiamo utilizzare il concetto di etnoregionalista in senso anche più ampio e profondo, che non si riduce solo a un mero autonomismo o sindacato del territorio, ma ha una visione di Europa dei popoli, come appunto come intitolava il primo numero della tua rivista, un'Europa dei popoli e delle cattedrali. C'era anche una bellissima
foto di Notre Dame, se non sbaglio. Sì. E quindi ha una portata più ampia, quindi questo discorso, questo lo voglio sottolineare. Concludendo, voglio ribadire che ciò che ho detto non è mera nostalgia o sterile esercizio di erudizione. Lo studio serio di queste tematiche ha uno scopo ben preciso: ricordarci i valori fondamentali della vita come soggetto del dibattito politico-culturale contemporaneo, partendo dal concetto di popolo, perché si parla tanto di popolo, ma cosa vuol dire? Che non va confuso, attenzione, con una propaganda semplificata politica-politicante, che ci sta ovviamente nel mondo di oggi, ma c'è molto di più, in quanto quest'ultimo, pur in forme magari complesse e controverse, recepisce questi fenomeni, e lo snobismo spesso trasversale che c'è su questi fenomeni è una manifestazione di ignoranza e malafede. Questo va detto. Certamente le mie parole possono apparire duramente polemiche, ma credo, sulla scia della recente pubblicazione di Giovanni Ossina, il testo Controrivoluzione, bisogna interrogarsi sul proprio presente e non si può prescindere sostanzialmente da capire perché c'è questa, diciamo, insorgenza del populismo, su cui poi si può vedere gli esiti, ma bisogna partire su quali sono le premesse, perché se un sistema è fondamentalmente sbagliato, ma allora qual è la corretta visione antropologica? Qui è anche interessante un libro che è uscito per l'edizione Atlantide un anno fa, di Mark Sedgwick, Tradizionalismo verso un nuovo ordine mondiale. Visto che ho parlato di tradizione, questo può inquadrare in generale il tutto. Ovviamente qui le questioni sono ampie e complesse. Il ruolo del mio intervento si è limitato a impostare meglio la questione, partendo innanzitutto dalle fonti primarie, perché molti parlano, ma voglio dire, parlano su interpretazioni, mentre bisogna andare alle fonti primarie, quindi alla pubblicistica di area culturale, oggetto di studio, perché altrimenti si parla per sentito dire e per interpretazioni personali. E ovviamente, e qui anche per chi vuole promuovere determinati temi, è importante per avere le idee chiare, perché se non si ha le idee chiare su cosa si vuole promuovere e in che contesto, non si va da nessuna parte. Quindi diciamo che voglio sottolineare l'importanza di questi studi, sia dal punto di vista politologico, cioè capire cosa sta avvenendo nella società di oggi, e poi successivamente, se si vuole promuovere, bisogna avere le idee chiare per potersi muovere, così si può impostare meglio qualsiasi questione. Quindi questo secondo me sono le cose importanti. Certo, finendo il panorama sul Sud e al netto di un approccio di un certo tipo di cultura di sinistra che è stata poi gestita politicamente dal Movimento 5 Stelle, c'è un tipo di approccio meridionalista però assistenzialista, fondamentalmente assistenzialista, soprattutto per le scelte politiche che sono state fatte negli ultimi 10 anni, e un approccio che può anche condividere con un certo tipo di leghismo, diciamo così, la rivolta contro il centralismo romano, però poi finisce per perdere di vista quelle che sono appunto le coordinate fondamentali del discorso, accanendosi stupidamente proprio contro quella Lega che in realtà aveva per prima accesa
la miccia giusta. Però ricordo a questo proposito tantissime case editrici meridionali della zona del Salento, calabresi, lucane e soprattutto siciliane, che hanno lavorato benissimo a partire dagli anni 50, 60, 70 su questo fronte, intuendo come appunto il recupero di una tradizione che parte da Giambattista Vico, non parte da uno qualunque, cioè da uno dei più grandi pensatori che scrisse appunto De Antiqua, Antichissimi Italorum Sapientia, cioè quindi aveva capito 300 e rotti anni fa che bisognava lavorare su quello per reimpostare un discorso in senso lato nazionale. Ma appunto lungi da noi il nazionalismo rimane un fronte di etno-regionalismo e quindi di federalismo che riesce ad armonizzare il nord con il sud. Adesso però c'è il break e ti faccio un'ultima domanda dopo, abbi pazienza. A dopo, Roby, sì. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Allora, come ho fatto intendere anche nel mio libro Il pensiero leghista, edizione Italia Storica Genova, dunque esistono sul fronte della cultura, per noi ragioniamo sempre a livello di pre-politica e non di politica stretta, esistono sulla cultura dei movimenti culturali molto interessanti sul fronte della destra che secondo me hanno col passare del tempo attinto anche ad alcune intuizioni tipiche del federalismo e del leghismo. Magari a volte no, ma a volte è capitato anche in termini quasi di ipocrisia, no? Rubandoci un po' di stoffa e di sangue, se mi permetti. Penso, per esempio, a tutto l'universo catto-tradizionalista, che è un universo non privo di spunti interessanti e di vitalità, ma che talvolta appunto rischia di atrofizzarsi su posizioni passatiste che poco sono sensibili verso una vera impostazione di ristrutturazione della società. E dall'altra parte tutto il fronte più liberale e libertario, sia di liberalismo classico, più di spirito conservatore, sia di liberalismo più libertario, a tratti anarcoide, che appunto per una innata volontà di antistatalismo
diciamo, ha colorito alcune nostre intuizioni in termini eccessivamente individualistici, no? Lo ammetto. Tutto questo, no, in questa bagarre, in questo rodeo che è la vita politica, rischia di essere triturato e non capito e non compreso. Allora la domanda ultima che ti faccio è questo: che cosa dobbiamo fare di fronte a questo? Come ergerci ancora con questo patrimonio che tu hai descritto? È enorme, la gente lo deve capire, è enorme questo patrimonio che si è costruito negli ultimi, patrimonio culturale, di storia e filosofia, del federalismo, del leghismo, dell'identitarismo, del tradizionalismo, no? E come fare non a conservarlo stupidamente, ma a farlo fruttare senza che venga deprivato da altri fronti, da altre istanze, no? Che evidentemente non corrispondono ai nostri spunti. E finisco, scusa, poi ti ridò la parola per quei ultimi 5 minuti, che comunque tengono conto anche e soprattutto di un'impostazione leghismo 2.0, cioè di un neopatriottismo a sfondo federale che supera il leghismo 1.0. Questo sia chiaro, perché qui non si tratta di tornare indietro nel Novecento, siamo nel terzo millennio ormai. A te la parola, scusa, finisci tu. Dunque, Grazie, allora, la prima cosa da fare è appunto sottolineare, in parte l'ho già detto, ma colgo l'occasione per rifarlo, che nell'ambito, diciamo, culturale leghista ci fu un dibattito molto interessante sui concetti di libertà e identità, che appunto ha posto, diciamo, libertari e identitari. Quindi per prima cosa credo che sia necessario innanzitutto divulgare, fare anche saggi su questo mio intervento può essere un piccolo contributo per innanzitutto riprendere il dibattito che c'è stato, partendo appunto dalle fonti primarie e ovviamente cercando di capire che cos'è il libertarismo, cos'è il cattolicesimo tradizionalista, cos'è la tradizione in generale, cos'è il discorso, diciamo, comunitario e identitario. Questa è la prima cosa. E ovviamente questa è la premessa anche per ragionare sugli sviluppi. Quindi ci vuole, a mio avviso, un lavoro prima di tutto di carattere, diciamo così, anche scientifico, politologico, uno studio serio, e in secondo luogo anche una elaborazione metapolitica dove ovviamente ciascuno ci mette, diciamo, la propria prospettiva, perché altrimenti il rischio è prendere queste cose, cioè perché queste cose magari se ne parla però in pillole e vengono sostanzialmente prese in modo sbagliato. Questa è la prima cosa, perché tra l'altro sono temi poco conosciuti. Diciamo il cittadino medio, che sostanzialmente l'italiano medio che guarda, diciamo, i talk show politici, queste cose non le conosce. E quindi la prima cosa è farle conoscere. E poi successivamente si può sviluppare un dibattito. Se questi temi vengono presi in modo così in pillole, magari diciamo per mero spirito polemico, si creano tutta una serie di fraintendimenti, soprattutto anche su temi che sono molto, molto seri. Quindi indipendentemente, diciamo, dalle valutazioni che si possono dare su questi filoni, la prima cosa è questa qui. Io nel mio piccolo, ovviamente, diciamo, mi situo nel filone comunitarista e
tradizionalismo che è quello integrale diciamo, degli Evola e di Guénon, per intenderci, e ovviamente ho cercato in vari modi di fare questo lavoro. Quindi partendo da ciò che è stato fatto, dalle sue radici e poi sviluppandole. Ma però poi bisogna sviluppare qualcosa che sia sostenibile, perché se si sviluppano delle cose, cioè dei pensieri un po' diciamo da social, da populismo digitale nel senso peggiore del termine, dando spazio più all'aspetto antipolitico, non si va da nessuna parte, soprattutto certi temi che sono complessi e se vogliamo anche controcorrente non vengono compresi bene, cioè vanno studiati. Certo, io ti ringrazio tantissimo, è stato un contributo mi sembra molto importante, dimostrazione che questa radio diciamo è aperta a qualsiasi tipo di riflessione, è una delle poche radio veramente culturali. Guardatevi in giro, sentite le altre, provate a far scorrere quella banda che caratterizza ancora la vecchia radio, sentite un po' che cosa c'è in giro e poi vi rendete conto. Grazie infinite. Ci risentiamo presto, Roby. A risentirci. Ciao. Salve a tutti. Ciao. E, il terremoto, 50 anni fa, il 6 maggio, sul Far della Sera, tutta l'Italia del nord, in particolare la fascia lombardo-veneta e ovviamente friulana, furono scosse da questa terribile dimostrazione di forza della natura. Mi ricordo anche nei piani alti della città, di città come Brescia, Milano, fino al Piemonte orientale, si verificarono delle forti ondulazioni di lampadari, tremarono i mobili, eccetera. Ma l'epicentro fu in Friuli. Naturalmente devastante questa notizia, devastante il fatto che ci fossero subito diversi morti e devastante quello che si vedeva in TV con appunto paesi interamente crollati, soprattutto nella zona di Gemona. Ma poi nella realtà comunque tantissime braccia che si sviluppavano verso la Carnia, verso il confine con quella che era allora ancora la Jugoslavia e verso il mare. Tristissima cognizione del dolore, proprio citando Carlo Emilio Gadda, cognizione del dolore che investiva una terra che tutti, diciamo dalle Alpi alla Sicilia, ma anche nel resto d'Europa, hanno considerato, come dire, beneficiata da un'energia, da un orgoglio, da una forza. E quell'orgoglio, quell'energia, quella forza si sono fatte sentire dopo le scosse di 50 anni fa. Si sono fatte sentire nella reazione compassata, anche se diciamo devastate interiormente. Si sono fatti sentire nella ricostruzione che certamente fu legata anche a una figura lombarda come quella di Zamberletti, del commissario Zamberletti, ma che poi naturalmente venne praticata diciamo brevi manu, usiamo questa perifrasi, direttamente dai friulani, che seppero subito, senza perdere tempo, ricostruire, ripartire in maniera completa, senza infingimenti, senza remore, e in modo tale da ricostruire in un tempo miracolosamente breve, ecco perché io parlo di miracolo del Friuli, miracolosamente breve, tutto quello che avevano perso, in una dinamica che era quasi atavica, ancestrale, tipica
della gente furlana, cioè quella appunto di rimettersi subito in gioco, perché si ha la percezione nella loro cultura popolare che tutto sia ciclico e possa tranquillamente riniziare anche da zero, da ground zero. E quindi ecco il ricordo di quella tregenda, di quell'epopea, che è stata un'epopea fortemente popolare e identitaria, ecco, sicuramente. Pasolini non c'era più, ma se Pasolini fosse stato, che era nato in Friuli, fosse stato ancora vivo un anno dopo, avrebbe sicuramente cantato subito con una delle sue poesie in lingua locale quello che stava accadendo. E quindi col passare del tempo la percezione da parte di tutto il mondo fu quella appunto di un miracolo che permetteva di far riprendere fiato, al di là ovviamente dei pianti familiari o degli esborsi catastrofici che vennero fatti dalle varie comunità e dalla comunità friulana nel suo complesso. Fenomenologia che incantò tutti quanti, in particolare appunto i cittadini delle grandi città del nord, Torino, Milano, Bologna, dove peraltro molti friulani erano arrivati a svolgere, erano usciti dalla loro Heimat, dalla loro piccola patria. Ecco il valore che si diceva poco fa con Roberto, no? Le piccole patrie. Mai distruggerle, mai pensare che non possano vivere di autonoma volontà. E quindi appunto tutti quelli che erano usciti e che erano arrivati nelle grandi città vennero in qualche modo compresi nel loro dramma di liaison, di legame con chi era là, e comunque in ogni caso la sensazione fu quella di voler applaudire chi appunto in poco tempo, magari contrariamente ad altri casi, era riuscito a ricostruire naturalmente. Oggi chi va in Friuli dopo 50 anni ha la sensazione comunque di una società equilibrata, certo oberata da quelli che sono i problemi tipici del mondialismo oggi, quello è ovvio, Pordenone, Udine, le città più grosse naturalmente, ma anche i paesi che evidentemente risentono, allora non era così, di un'immigrazione notevole e sbandata, un po' sbandata, ma questa è un'altra questione, un altro problema naturalmente, e quindi cioè comunque chi oggi è sopravvissuto rispetto a quell'evento di allora ha la possibilità appunto di rivedere felicemente tutto l'evolversi della situazione, e quindi valutare come e quanto in qualche modo soltanto appunto la volontà dell'Aimat, la volontà regionale, sia in grado di superare i problemi. Inutile aspettarsi troppo dall'intero Stato, perché evidentemente l'intero Stato non può fare più di tanto per tantissimi motivi. Lo ha fatto comunque nel caso dei terremoti dell'Irpinia, del Belice, lo ha fatto per carità, come sicuramente in parte è stato fatto dai locali. Sempre quindi il discorso quanto sia importante la dimensione dell'identità come volontà di resistere non solo a quelle che sono le pressioni umane nocive, ma anche e soprattutto alla natura, che rimane la sovrana assoluta della nostra realtà naturalmente. L'abbiamo visto anche nel terremoto marchigiano, umbro-marchigiano di qualche anno fa, anche lì comunque le cose stanno rimettendosi a posto, ma quante sofferenze certamente, quanti problemi, quante incomprensioni, e non è facile certamente in una terra complessivamente martoriata come l'Italia nella sua complessità naturalmente,
dalle Alpi alla Sicilia, proprio il caso di dire, ha subito. Ma parlando ora di argomenti un po' più allegri, vi voglio citare una mostra che ha luogo a Parma, quindi nel cuore dell'Emilia occidentale. Bernardo Bertolucci, il Novecento, arte, letteratura, fotografia, musica, a 50 anni dal film Novecento, a cura di Gabriele Pedullà, dove si tiene a Parma, abbiamo detto, al Palazzo del Governatore. È iniziata il 27 marzo, finisce il 26 luglio di quest'anno. E per quanto riguarda la tempistica, chi volesse andare a visitare, anche, devo dire, da mercoledì a domenica, non si può lunedì e martedì, quindi andate da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19. E è una mostra promossa dal Comune di Parma, naturalmente dalla Fondazione Bernardo Bertolucci, che appunto è il grande cineasta defunto, e organizzata da Electa. Electa, l'ho già citata, è la solita grande casa editrice, ma anche promoter culturale, che poi ha edito anche il catalogo della mostra. La mostra, quindi, abbiamo detto, si rifà attraverso una struttura fotografica, musicale, performance, pannelli e altri strumenti al film. Il film è davvero uno dei più bei film della storia del cinema italiano. Vi dico una mia classifica, ma chiaramente ognuno di noi ha certi determinati gusti. Una mia classifica che vuole stabilire quale film della seconda parte del Novecento è il risultato più interessante, più intrigante, più affascinante. Io voglio mettere proprio Novecento al primo posto, cioè medaglia d'oro. Voglio mettere medaglia d'argento Profumo di donna, che è un film di Risi. Voglio mettere poi di Dino Risi, e voglio mettere a medaglia di bronzo due film il cui titolo è un po' lungo. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa, qualcosa misteriosamente scomparso in Africa? E l'altro è della Vermüller. Sì, capirete che appunto questi titoli qua mi mettono in panne. Insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, qualcosa di questo genere, perché quei titoli erano poi veramente qualcosa di lungo e di illeggibile, naturalmente. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Sto invecchiando. Allora, medaglia di bronzo. Sono tutti film tra seconda metà dei 60 e anni 70, anni d'oro del cinema. Novecento è la storia di una temperie politico-sociale della bassa parmense, dove appunto Bernardo Bertolucci è riuscito a ricostruire l'epopea del contrasto fra fascismo e comunismo e della prima parte del secolo, quindi le lotte, le incompressioni, ma poi anche vicende d'amore innestate in maniera esemplare. Piccola riflessione: tutti sapevano allora che Bernardo Bertolucci si schierasse in una cultura, diciamo così, di impianto marxista, però quei film lì erano così belli, così ben fatti, così ben strutturati, con degli attori straordinari, in questo caso addirittura americani, ma comunque europei,
e anche grandi attori nostri, che nessuno in qualche modo faceva scattare delle polemiche come avvengono oggi con certi film veramente caratterizzati da un ideologismo fine a se stesso, che non può che provocare astio e incomprensione. Quindi Novecento va rivalutato e rivisto con calma. Ci sono scene di paesaggio stupende, ci sono scene d'amore e purtroppo anche scene di violenza che erano necessarie dal punto di vista del regista, perché proprio dimostravano che cattiva aria tirava allora in Padania tra chi esercitava una forma di politica contrapposta. E ho detto Padania perché poi il fascino è tutto padano del film, c'è proprio quasi sembra di annusare gli odori della pianura nostra, sembra di entrando nelle stalle o nei borghi, negli anfratti, nelle situazioni più varie, no? Bella la scena della liberazione, anche il giorno poi della liberazione e via dicendo, che è basata su un impianto di rievocazione dei mestieri agricoli e del modo di essere e di fare, ecco, come detto, la ruralità, questa forma preziosissima di vita e d'amore che è diciamo il cuore più autentico della padanità, come esistono altri cuori in Italia che sono altrettanto meravigliosi, in Italia e in Europa. E quindi io penso che questa mostra sia veramente molto importante sul Novecento a Parma, perché è il modo di far rivivere quel film che è stato unico, inconfondibile e inimitabile. Bernardo Bertolucci, il Novecento. Ecco, Novecento era quella roba lì, è stata quella roba lì, il famoso secolo breve, no? Come dicono gli storici, che si è trascinato dietro altre polemiche e altri, e altre sfide, naturalmente vedendo noi ancora giovani e pronti a entusiasmarci nelle cose. L'entusiasmo ora è un po' diminuito anche per la situazione attuale, però nell'andare a rievocare e a rivisitare con questa mostra a Parma quello che fu così il mito di allora, il mito del Novecento appunto, noi ritroviamo le nostre radici, noi ritroviamo il senso ultimo di una scommessa con la vita, con la società che è nostra, che è tipicamente nostra in qualche modo. E al di là ovviamente delle incomprensioni e delle guerre interne al nostro mondo, che certo hanno lasciato una scia brutta, ma che ora vanno riposte in nome di quelle due parole di cui si diceva prima, identità e tradizione. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato